Per il momento è solo una proposta di deliberazione sulla carta, ma Sinistra Ecologia e Libertà affina le armi per arrivare ad una legge nazionale che sviluppi la cultura dell'accoglienza. Chiede quindi al Consiglio Comunale di Trieste, dove siede sui banchi della maggioranza, di riconoscere la cittadinanza onoraria a tutti i bambini figli di genitori stranieri, residenti in città e nati in Italia. Un'iniziativa già sposata dal Comune di Treviso e che nel territorio della Marca era stata fortemente osteggiata dalla Lega. La parola a Trieste spetterà solo al Consiglio Comunale, che dovrà decidere se adottare o meno il regolamento per la concessione della cittadinanza civica per ius soli, un'azione simbolica per arrivare ad un vero processo di integrazione. L'obiettivo è sensibilizzare il governo nazionale affinché faccia una legge per cui ai figli degli immigrati venga data la cittadinanza alla nascita oppure dopo un tempo prolungato, insomma che sia più facile e che possiamo considerare cittadini i ragazzi che vivono in Italia, che studiano qui e che si sentono parte integrante del nostro mondo. Una delibera da approvare, ma anche una da cancellare se interviene sul discorso posteggi e si appella al Comune affinché annulli quella che definisce odiosa deliberazione targata 2008, che istituisce sanzioni per chi sorpassa il limite orario dei posteggi. Multe di 12 euro per la zona rossa, 10 per la gialla, 8 per verde e blu, comminate non da vigili urbani ma da gestori di aree pubbliche, ex AMT poi esatto, sanzioni definite illegittime dai giudici di pace, cui sono ricorsi automobilisti inferociti.